Protezione civile. Rieccoci, primo Iter Pares, appuntamento del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7, dedicato ovviamente finora alla protezione civile, a tutte le problematiche e al gran lavoro riconosciuto che ha fatto appunto l'associazione della protezione civile. Allora andiamo da Elisabetta, se ha novità Elisabetta, poi il professor Lorenzoni mi dice ti faccio lavorare troppo, vediamo quanto lavoro hai da farci vedere. Ti faccio vedere delle foto di una scuola di Torino. Praticamente i bambini insomma, soffrono molto per la mancanza del contatto con i compagni, allora delle insegnanti si sono appunto inventate questa specie di ultimo giorno di scuola in un parco. Vedete, ogni bambino ha il suo cartellino con il nome, sono ad abita distanza gli uni dagli altri e fanno dei giochi indossando ovviamente le mascherine. Quindi una bella iniziativa, insomma. Sono quelli che hanno avuto un dramma davvero incredibile in questo periodo, i ragazzini, questi qui, davvero, dalla libertà della primavera alla chiusura, magari chi aveva la casa grande aveva la possibilità anche di avere il giardino, ma chi viveva in appartamenti in spazi stretti davvero non è che abbia vissuto davvero bene questo periodo purtroppo. Vabbè, è passato e speriamo non ritorni più. Andiamo con i messaggi. Arrivano, eccolo qui. Non si parla degli anziani che non sono ancora usciti, hanno ancora paura ed è per questo che i consumi sono fermi, ristoranti, alberghi, vacanze. Degli anziani abbiamo parlato, abbiamo fatto trasmissione, trasmissione sulla RSA, la settimana scorsa addirittura l'assessore Lazzani ha detto che ovviamente saranno riaperti per chi deve entrare e ovviamente solo che le case per anziani devono predisporre i tamponi, devono predisporre ovviamente tutte le sale in modo di non avere nessun rischio. Per gli altri gli anziani possono uscire, fanno la camminata, insomma adesso possono uscire in tutta tranquillità con le mascherine, mantenendo i protocolli che tutti i giorni vengono detti, ridetti e ripetuti, insomma. Andiamo avanti. Lasciate lavorare il governo, tutti hanno bisogno di aiuti e soldi, ma purtroppo non ce ne sono a sufficienza, stanno facendo il meglio che possono, i soldi ce ne sono arrivati, ma davvero tanti, credetemi, ne sono arrivati non tanti, a valanghe, uso un termine improprio, ma a valanghe. Se lo Stato userà bene questi soldi io credo che l'Italia trarrà benefici e molte aziende lavorative, dai piccoli commercianti alle grandi industrie, potranno avere un ritorno e potranno superare questa crisi con difficoltà, ma molte meno di quelle che si pensava, se verranno distribuiti nelle maniere giuste, dal mio modesto punto di vista. Andiamo avanti, ma i soldi ci sono. È vero che abbiamo riaperto, ma clienti ce ne sono pochi, quindi è riapertura ma non ripartenza. Chi lo sa quando potremmo ripartire? L'importante, mi diceva mio nonno, bisogna iniziare e poi un po' alla volta migliorerà. Se si inizia e ci saranno le distanze, se ci saranno i protocolli rispettati, vedrete che si rinizierà a lavorare lentamente, però credo che la cosa sia meno grave di quanto era stata prevista, almeno questo è il mio auspicio. Andiamo nell'ultimo. Buonasera, ringrazio lo Stato per l'aiuto, non ho visto i 600 euro ma ho ricevuto dopo 80 giorni di chiusura un atto dell'Agenzia delle Entrate, 22.000 euro da pagare entro 60 giorni. Meglio chiudere, mi spiace per i dipendenti ma non ci sono alternative, ovviamente questo non è molto felice del comportamento del governo, quello che ho detto poc'anzi, ovviamente bisogna questi soldi dare una mano alle aziende per superare questo momento ed è quello che abbiamo parlato prima con il sottosegretario Pierpaolo Baretta. Allora Arturo Lorenzoni, è successo di più e non di più in questa ultima settimana nei suoi confronti. Andiamo a vedere questo servizio e poi voglio sentire il suo commento. Vediamo. Sarà Arturo Lorenzoni l'antizaia alle prossime regionali oppure sarà il virologo Andrea Crisanti? Semplice boutade, sia chiaro, sta di fatto che le parole pronunciate dall'attuale vice sindaco di Padova e candidato a governatore hanno fatto discutere nei giorni scorsi. Se Andrea Crisanti si vuole candidare io gli lascio volentieri spazio, aveva detto Lorenzoni, che poi è dovuto intervenire in un secondo momento spiegando come l'ipotesi sia del tutto priva di fondamento. Le parole però hanno un peso e così hanno scatenato l'ilarità della Lega, a partire dall'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Ciao Lorenzoni, ma ghetto voglia fare il candidato del centro-sinistra contro il presidente Luca Zaia
per rappresentare i veneti o no? A Marcato ha fatto eco il consigliere e presidente della Commissione Sanità Fabrizio Boron, che sui social ha accusato Lorenzoni di voler scaricare su Crisanti il peso di una candidatura disfatta. Eppure c'è anche chi ha preso la questione davvero sul serio, come Silvia Rizzotto, capolista del gruppo Zaia Presidenti in Regione, che evidentemente non aveva percepito i reali contorni delle parole di Lorenzoni e ne aveva ufficializzato in un comunicato l'abdicazione. E mentre Calenda, leader di Azione, si è sfilato dall'appoggio al professore perché escluso dalla lista del presidente, parole forti sono giunte anche dal candidato consigliere grillino Simone Borile. Realmente vuole abbandonare la sua candidatura? Non siamo ad una sagra. Una campagna elettorale insomma sempre più in salita per Lorenzoni, che però è deciso a giocarsi le sue carte fino in fondo e salvo clamorosi colpi di scena non lascerà spazio ad Andrea Crisanti. E sorride, è nato tutto per una dichiarazione sua? Tutto tutto è nato dalla fantapolitica che in trasmissione abbiamo fatto. Io ho fatto una battuta, ovviamente, cioè voglio dire, candidare Andrea Crisanti, voglio dire, Obama, candidiamo Obama, e se io dicessi che lascio il posto ad Obama, non lo so, voglio dire, mi sembrerebbe una cosa abbastanza fuori dal credibile. Non credo che Andrea Crisanti avesse mai immaginato di poter fare questo ruolo, per cui l'avevo fatto come una battuta. Da qui poi qualcuno ha preso e si è divertito a... È stata strumentalizzata? Ma assolutamente sì, cioè io non ho nessuna intenzione di tirarmi indietro, anzi io ho proprio intenzione, volevo solo rafforzare il ruolo di Andrea Crisanti nella gestione della pandemia, perché ritengo che sia il vero artefice della risposta positiva del Veneto rispetto alla regione gemella Lombardia, ed era solo un modo per dire gratitudine verso chi si è speso per la nostra regione. Però voglio dire, non so, candidiamo Ronaldo, possiamo parlare di nomi altisonanti che credo non abbiano nessuna attitudine con la politica veneta. Se vogliamo parlare della politica veneta, parliamo della politica veneta, e io credo che la candidatura non sia in salita, anzi sia solo in discesa da questo momento in poi, perché il buon Zaia, arrivato ad un consenso così straordinario, non può altro che scendere. Non può altro che scendere e noi lo aiuteremo. Ma senta, mi spieghi poi perché non può altro che scendere, per quanto riguarda, per quale motivo dice questo? Gli hanno dato una percentuale che neanche il bulgaro più fedele credo abbia avuto, parlavano del consenso superiore al 90%, voglio dire, forse nell'Unione Sovietica del primo tempo c'erano delle percentuali così elevate di consenso, nelle democrazie occidentali è un po' più raro. Per cui io credo che arrivare alle elezioni sicuramente ci sarà un ridimensionamento del ruolo di un presidente che oggi gode di una grandissima visibilità mediatica, ma che... Ecco, senta, il governatore dice, come altri governatori, andiamo subito alle elezioni perché ormai il Covid sta passando. Passo all'incasso. E quindi possiamo andare subito qui a luglio. Il governo ha detto invece che naturalmente si farà a settembre, credo la data sia verso il 20 settembre, non so se cambierà oppure meno. Lei che pensiero ha? Andrebbe subito oppure è giusto farla più avanti questa elezione per quanto riguarda il Presidente della Regione Veneto? No, scusi, abbiamo rimandato tutto, abbiamo chiuso le scuole, abbiamo rimandato tutti i termini dei pagamenti, abbiamo impedito alle persone di uscire di casa e pensiamo di poter votare senza fare una campagna elettorale. Guardi, è significativo che gli unici che stanno spingendo come matti, facendo accessi agli atti parlamentari, scrivendo lettere al Presidente della Repubblica, sono i presidenti delle regioni che possono andare alla riconferma. Sono gli unici che stanno spingendo, neanche i loro partiti spingono per questo. Voglio dire, tipicamente la Lega, Salvini dice andiamo dopo, e invece Zaia dice no, andiamo subito, devo passare all'incasso della grande visibilità mediatica che ho avuto. Io credo che si debba prendere il tempo di fare un ragionamento, di dare alle persone il tempo di riprendere quella normalità, di capire cosa sia successo nella propria vita e di poter ascoltare un messaggio diverso da quello del Ma lei lo sa che questa virologo. battaglia è Davide contro Golia? Chi è Davide? No, glielo chiedo io a lei. Ah, non lo so, io vedo che è una battaglia dove ci sono... Secondo lei chi è Davide? No, io glielo chiedo perché faccio fatica. No, devo chiederlo io a lei, sono io che faccio le domande, se vuole farle a me. Io vedo un presidente di regione che l'ha fatto già per 2 volte e che ha poco di nuovo da dire. E invece vedo Però una l'ha persona... però l'ha fatto bene. Ma questo guardi, non sta a me dirlo. Gliene chiedo, l'ha fatto bene. Ma io vedo quello che non ha fatto più che quello che ha fatto. Mi dica una cosa che ha fatto Zaia in questi 10 anni. No, me lo deve dire lei. Io non la so, non la vedo. Cioè, io sinceramente in questi 10 anni, tra 3 anni lei mi chiederà cosa ha fatto il presidente Luca Zaia in quei 10 anni. Io non ho memorizzato nulla di bello. Credo che il Veneto invece abbia bisogno di cose belle
da poter fare, da poter proporre. Cioè, perché non ha fatto nulla di bello? Mi dica cosa resta di questi 10 anni di regno di Zaia. No, io le lo chiedo. No, glielo chiedo perché io proprio non ho memorizzato qualcosa. Invece io credo che il Veneto abbia bisogno di iniziare a costruire qualcosa di solido. Una progettualità vera nel campo del rinnovamento dell'economia, nel campo del rinnovamento del turismo dopo la batosta che ci siamo presi in questi mesi, nel campo della gestione dell'ambiente, su cui siamo veramente fermi. Io capisco che chi non fa nulla non sbaglia, ma non possiamo rimanere fermi quando il mondo scorre. No, ma di solito Lorenzoni uno si mette sul campo di battaglia e dice la Regione Veneto nella storia ha sempre visto vincitore il centrodestra con ampio margine. Ricordiamo che la Moretti nelle ultime ha preso il 22% se non sbaglio, quindi una cifra davvero irrisoria nei confronti di quello che ha preso il governatore, che ha preso da solo, credo, senza gli antipartiti quasi il 51%. Cioè andare ad affrontare una battaglia quasi da perdente, cosa prova uno? Perché oggi questa è la realtà. Io cerco di essere realista e oggettivo e obiettivo nelle cose. Ma lei è realista e capisco il suo punto, però capisca il mio, non c'è partita persa in partenza. Da sportivo non sono mai entrato in campo. C'è partita di conoscenza. Se io guardo il governatore Zaia, faccio un esempio banale, è conosciuto in tutto il territorio. Lorenzoni a Belluno è conosciuto, faccio un esempio. Beh, da qualcuno sì, ma voglio dire, non so se ha capito. Ho degli amici. Ha degli amici, non so se ha capito. No, ho capito quello che lei mi dice. È come io che gioco il Padova contro il Real Madrid. Ma per questa ragione è importante che ci si dia il tempo di andare a votare dopo l'estate, quando la proposta, che non sono solo io, con me c'è una squadra, non si vota Arturo Lorenzoni, si vota una squadra che è tenuta insieme da Arturo Lorenzoni ed è spinta da Arturo Lorenzoni. E Arturo Lorenzoni credo che al momento di andare a votare sarà conosciuto. Ma c'ha un'arma vincente Lorenzoni? Ma certamente. Me la può dire? Oppure è ancora segreta? È ancora segreta. Perché nella sua segretezza posso dire che non ce l'ha. No, vede, ma non è che ci sia un'arma, c'è un modo di fare le cose che è diverso. Io credo che questa regione debba essere governata in modo molto più propositivo. Non si può lavarsi le mani di fronte alle banche che non ci sono più, di fronte alle utility che vengono mangiate dalle regioni vicine, di fronte ad un ambiente che non è gestito. Non si può, non possiamo. E le persone, lo possiamo far capire questa cosa qui, Perché voglio dire, tutte le persone che sono state gabbate dalle banche, e non si può dire, ma non era compito mio. Non era compito mio. Chi è che deve fare la regia? Quando le nostre fiere si fanno la lotta una con l'altra e non c'è una regia su scala regionale, ma di chi è la colpa? Io credo che invece non si possa lavorare insieme. Il popolo veneto è così felice a sentire lei, cioè se non ha fatto nulla non dovrebbe essere felice di avere una preferenza quasi dell'80-90%, quasi bulgara, insomma, come diceva lei. Ma è un grandissimo comunicatore Luca Zaia e sa valorizzare le cose che fa. E sa valorizzare il fatto che sbaglia poco, ma facendo poco si sbaglia poco. Io credo che questa regione abbia la necessità di mettersi in campo e di rischiare anche, ma di rischiare per spingere. E noi dobbiamo prenderci dei rischi, per esempio, nell'andare a investire sull'ambiente, nell'andare a investire in una nuova economia che sta cambiando il mondo, ma noi non possiamo stare a guardare. E qui stiamo a guardare invece. E non è più tempo di stare a guardare. Le faccio un esempio per capirci. La Lombardia, l'Emilia Romagna hanno un sistema di trasporto pubblico con un biglietto unico regionale, elettronico, facile, agevole, che facilita i trasporti in maniera efficiente. E noi con i bigliettini di carta sul treno, sul bus, sul bike. Questo vuol dire rimanere indietro e perdere competitività? Questo vuol dire che i nostri ragazzi vanno più volentieri a Milano, vanno più volentieri a Bologna? E non è così, noi dobbiamo fare venire i ragazzi bravi di Bologna e di Milano, non lasciare ai nostri che vadano lì. E invece guardi i numeri di quanti ragazzi ogni anno lasciano il Veneto, soprattutto... Ma è colpa di Zaia se succede questo? È colpa di una politica regionale che non è attrattiva. Mi faccio un esempio come può migliorarla lei? Ma sicuramente, le faccio un esempio. Lavoriamo sull'innovazione. Cosa ha fatto Veneto Innovazione per favorire le imprese che nascono dalla conoscenza che produciamo in quantità? Qui sì, me lo lasci dire, il nostro sistema universitario è assolutamente a livelli di eccellenza internazionale. Eppure i nostri ragazzi fanno impresa in Baviera, fanno impresa a Milano, fanno impresa a Bologna. Non è questo. Noi dobbiamo creare quei legami tra le istituzioni del territorio che ne facciano una forza
E su questo c'è del lavoro da fare, però bisogna interloquire con le persone, lavorare con pazienza, rischiare, canalizzare i fondi su alcuni settori che hanno delle buone prospettive e non gestire le cose, perché la gestione non basta più. Senta, il gruppo che lei sta lavorando per lottare, per poter diventare, giustamente quando si fa un processo bisogna prima essere accusati per essere colpevoli, e quindi lei potrebbe diventare il governatore del Veneto, credo di capire. No, io diventerò, lei diventerà il governatore del Veneto, e io glielo auguro di cuore a tutti, al di là di questo. Nel gruppo che lei sta lavorando è un gruppo di persone che le stanno dando una mano e una strategia per poter coinvolgere il territorio e dare un segnale di diversità dal suo punto di vista di quello che sta facendo Zaia? Ma assolutamente sì, vede. Il mio percorso a livello regionale è partito dal fare rete con altri sindaci civici che secondo me stanno amministrando bene e che hanno accettato di mettersi in rete, di mettere a disposizione la propria esperienza, che è significativa su scala locale, ma che si rischiava di essere invisibile, perduta su scala regionale, perché non c'è una rete civica strutturata. E questa rete ha dialogato con il Partito Democratico, ha dialogato con il Partito dei Verdi, ha dialogato con altri gruppi civici presenti, penso a quello di Simonetta Rubinato, creando una rete che condivide obiettivi, che condivide una modalità di lavoro, che condivide un Veneto che non sta seduto a dire che bravo che sono, che bravi che siamo. I veneti sono bravissimi. Io non voglio fare l'avvocato difensore di Zaia, però qualcosina in questo caso di emergenza avrà fatto pure il governatore Zaia. È un bravo difensore, sa fare il portiere, ma qui non si vincono più le partite parando. Qualcosa ha fatto, si è riconosciuto dal mondo intero come uno dei governatori più bravi d'Italia, anzi il più bravo d'Italia, o sono diventati tutti pazzi? Io le ho fatto una domanda prima e non mi ha ancora risposto. Me la rifaccia che non la ricordo. Cosa ricorderà dei 10 anni di Luca Zaia fino a febbraio 2020? Se me la manda recentemente le dico fino a febbraio 2020. Io ricordo il Covid, ricordo la Pedemontana, ricordo tanti altri lavori, adesso me ne sfugge perché non ho sotto mano. Mi ha fatto un bel esempio la Pedemontana. 7 km su 90, è un risultato straordinario, con un debito caricato sui miei figli, sui suoi figli e probabilmente anche sui figli dei miei figli. È un risultato? Secondo me no, non è un bel risultato. La Pedemontana è una condanna della nostra regione a pagare, perché c'è una garanzia che i privati hanno a favore della copertura dei costi, e se andiamo ad analizzare, adesso forse non abbiamo il tempo, i conti della Pedemontana, vediamo che è un impegno veramente spaventoso per l'economia della nostra regione. Abbiamo ipotecato i prossimi 20 anni. Allora, è un risultato? Io non sono così convinto che sia un risultato poi così positivo, ma è un esempio. 7 km su 90. Certo. E ha fatto l'inaugurazione anche Nastri, Prosecco e tutto quanto. Io credo che la nostra regione abbia bisogno di molto di più. Le dico, perché non abbiamo, le ho fatto l'esempio del biglietto unico regionale nei trasporti che costava poche centinaia di migliaia di euro, ma dico, perché non abbiamo una rete in fibra veramente potente? Dicevamo, abbiamo scoperto in questo periodo, tra tutti i mali, che forse possiamo fare qualche riunione anche in maniera telematica. Ma non abbiamo una rete in fibra che la tenga? Certo, senta... capito? Perché non l'abbiamo noi e se giriamo l'Europa, in paesini piccolissimi di altri paesi, troviamo connessioni da 100 megabit. Senta Lorenzoni, visto... Ha capito? Ho capito. Allora, se vuole io la lista la posso continuare sulle cose. Le do lo spazio. No, voglio dire, parliamo dell'innovazione in agricoltura. Voglio dire, siamo fermi. Ma perché? Perché non c'è la cultura del paziente di costruzione dell'innovazione. E questo invece è quello di cui allora, riepilogando, è confermatissimo come candidato per governare il Veneto. Vabbè, non c'è nessun Crisanti, non c'è nessun altro, vero? Ma assolutamente no. Vuole rispondere anche all'assessore, mi sfugge il nome, quello che abbiamo visto prima. Boron. No, Boron, l'assessore Marcato, mi scusi, mi è venuto un lapsus del dato l'orario. Vuole rispondere che le ha detto si decida o no? Ma io non ho mai avuto tentennamenti, voglio dire, è una strumentalizzazione che ha fatto quella consigliera regionale della Lega o di Zaia Presidente, non so di quale delle due liste, che ha
estrapolato le parole da quella intervista scherzosa che abbiamo fatto con Avarino, in cui dicevo benissimo. Certo, senta, quando inizierà la campagna elettorale? È già iniziata di fatto, stiamo lavorando, Ha uno slogan? Non ho uno slogan al momento, se non questo. Ho in mente un Veneto più bello. E vincerà lei? Sicuramente io non parto per perdere, sicuro. Beh, questo come sempre, come giusto quando si fa. In bocca al lupo ogni modo, va bene? In bocca al lupo, abbiamo chiarito ovviamente anche questa storia qui. Vabbè, siamo arrivati in chiusura. Elisabetta, hai novità dal web? No Giorgio, per il momento no. Beh, per il momento ormai chiudiamo. Nel chiudere, hai capito, Lorenzoni ha detto che ti faccio lavorare troppo, è vero o no? Possiamo anche scherzarci un po' sopra, è vero che lavori troppo? Sì, Giorgio, sì. Sì, ma tu basta che dai ragione a Lorenzoni, dar contro a me è sempre... No, direttore, io dico che la vedo al mattino in municipio alle 8:30 della mattina, adesso sono le 11:30. E non ha ancora finito, immagino, non ha ancora finito, la terremo lì tutta la notte in castigo per lavorare. Lei, direttore, fa questi orari anche lei? Questi orari pazzi, sì, no, però stiamo facendo, però al di là io credo che in questo periodo le televisioni locali abbiano dato un contributo importante per l'informazione per quanto riguarda ovviamente questa epidemia, abbia diciamo anche un po' consigliato i veneti a usare la mascherina, a tenere distanze, a dare e a rispettare tutte le indicazioni che venivano date dal governo e a sua volta dal governatore del Veneto Luca Zaia, magari la prossima volta sperando non ci sia un Covid da Arturo Lorenzoni. Avete novità invece per quanto riguarda in chiusura le protezioni civili, nel prossimo futuro qualche idea nuova? Ma intanto l'idea è quella di traghettare alla fine completa dell'emergenza, che non ci siano ultimi ripensamenti da parte della scienza, e poi insomma la protezione civile comunque c'è sempre, perché la protezione civile non è nata e non è operativa durante le emergenze, ma poi tutto il tempo della formazione, tutto il tempo del reclutamento, tutto il tempo dell'addestramento dei nostri volontari c'è sempre durante l'anno, tutto l'anno, per cui insomma riprenderemo il lavoro normale appena possibile. Cristina Gazzini mi sembra che sia una molto moderata, tranquilla, ma è una organizzazione che fa il coordinamento importante, quindi deve essere anche determinata, decisiva nel coordinare tutto. Invece vedendo che stasera l'ho vista tranquilla, dicono che sia soddisfatta del lavoro fatto, presumo anche. Io sono molto soddisfatta del lavoro fatto, soprattutto dal punto di vista del volontariato, nel senso che noi come ufficio abbiamo sempre questo punto di riferimento sicuro che è il mondo del volontariato, che non ci fa mai mancare il proprio sostegno e noi cerchiamo di dare il massimo. Per me la mia attività è un'attività comunque che faccio con un grande entusiasmo e quindi non è che mi costi gran sacrificio e fatica, diciamo, fare. Professor Arturo Lorenzoni, vice sindaco, domani andiamo da Zaia alle 12:30, dobbiamo dirle qualcosa? Vuole che venga con lei? No, se vuole che diciamo qualcosa, abbiamo un giornalista, se vuole che diciamo qualcosa, un messaggio al governatore e noi domani... un saluto, un augurio per il 2 giugno, perché è una giornata importante, e l'augurio è che canti l'inno italiano, perché è una cosa che ho notato che lui non lo canta mai. Invece la forza, credo, del nostro paese è anche riconoscersi intorno ad un'identità. Come fa a sapere che non lo canta mai? Perché siamo stati vicini in diverse occasioni, diciamo così, formali, e io l'ho notato, ma anche in televisione ho visto che lui la bocca... Che non lo cantava, e le diremo che dovrà cantare che sarebbe bello che lui lo cantasse, perché l'orgoglio di essere italiani è secondo solo all'orgoglio di essere veneti. Domani faremo in modo che il governatore canterà l'Inno d'Italia, magari in diretta in concomitanza con la conferenza stampa delle 12:30, va bene. Allora io ringrazio davvero, è stato un piacere avere Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale della protezione civile, grazie buon lavoro, grazie ad Arturo Lorenzoni, in bocca al lupo per il Comune di Padova e anche per la candidatura al Presidente della Regione Veneto, e grazie anche alla Cristina Grazzin, davvero, che è la coordinatrice della protezione civile della provincia di Padova. Grazie Elisabetta. Grazie a te Giorgio, grazie ai nostri ospiti, grazie a chi ci ha seguito da casa e diamo appuntamento a mercoledì per una nuova puntata di Primus Inter Pares, sempre sul coronavirus. E grazie anche a Denis.
Una buona serata anche da parte mia. Ricordo ovviamente che domani è il 2 giugno, la festa della Repubblica, noi faremo il telegiornale alle 12:30, vi racconteremo quello che succede nella città di Padova, i vari festeggiamenti per una giornata da non assolutamente dimenticare, e quindi seguite il nostro telegiornale di informazione alle 12:30. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.